Torna il concorso aperto alle ragazze dai 18 ai 26 anni che rievoca una delle più antiche manifestazioni della Serenissima, la Festa delle Marie. L'appuntamento per le selezioni è previsto per il giorno 14 febbraio a Ca' Vendramin Calergi, a cui sarà possibile partecipare presentando il coupon pubblicato a partire da oggi sul Gazzettino fino al 12 febbraio, oltre alla normale preiscrizione. La festa, un momento unico per ammirare i costumi della tradizione veneziana, si articolerà in più giorni. Inizierà il 22 febbraio con il corteo delle 12 ragazze prescelte che sfileranno su delle portantine da San Pietro di Castello a Piazza San Marco, per poi proseguire con domenica 23 febbraio in cui si uniranno al Doge e il corteo del Cerse in Piazzetta San Marco in attesa del tradizionale volo dell'Angelo, che vede come protagonista Giulia Nasi e Maria 2013. Il penultimo giorno di Carnevale, lunedì 3 marzo, verrà indetta la serata di Gran Gala a Ca' Vendramin Calergi, che prevede la selezione della ragazza più bella. Nella stessa serata verrà eletta anche la Maria dei lettori del Gazzettino. La proclamazione della Maria dell'anno 2014 avverrà poi sul palcoscenico di Piazza San Marco l'ultimo giorno di Carnevale, martedì 4 marzo. Nel frattempo rimane ancora aperta l'ipotesi di un possibile trasferimento alle tese di San Cristoforo all'Arsenale di una parte importante della kermesse carnevalesca dedicata ai giovani. L'obiettivo è di evitare l'affollamento nelle ore serali in Piazza San Marco, ma questa apertura dell'Arsenale al divertimento non viene vista di buon occhio dall'Associazione Italia Nostra, che critica una presunta trasformazione di Venezia in un parco divertimento. L'associazione mette nel mirino il possibile futuro sviluppo dell'Arsenale e il pericolo che quest'ultimo diventi un'area non più dedicata ai soli veneziani.